Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un blitz dei carabinieri di Reggio Calabria ha portato stamattina all'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere a Rosarno. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere, furti, rapine, spaccio e detenzione illecita di armi da fuoco. Nel corso di mesi di indagini i carabinieri hanno sequestrato 3 pistole, 402 munizioni e 934 piante di canapa indiana. Oltre alle 10 persone fermate questa mattina nell'operazione Gunman, per altre 2 la Procura della Repubblica di Palmi ha emesso l'obbligo di dimora nel comune di Rosarno. Ciao amore, sei bellissimo! Decine di migliaia di persone sono da ieri pomeriggio senza acqua a Catanzaro e nell'Interland, dopo che la piena del fiume Alli, che scorre a monte del capoluogo dovuta alle forti piogge delle ultime ore, ha trascinato un tratto di acquedotto che serve la città e molti centri della fascia ionica. La situazione si è resa particolarmente difficile per l'ospedale civile della città e per le cliniche, che sono rifornite di acqua dalle autobotti della Protezione Civile regionale. Al lavoro per cercare di ripristinare il danno sulla condotta ci sono i tecnici della Sorical, la società di gestione delle risorse idriche. Si registrano ancora frane e disagi alla viabilità nel Cosentino, chiusa da ieri pomeriggio la strada provinciale 45 che collega Cosenza con Cerisano per uno smottamento che ha reso necessaria l'evacuazione di un fabbricato. Per fronteggiare ai disagi che si stanno verificando, la provincia ha attivato un'unità di crisi che sta coordinando le attività di ripristino della circolazione. Il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, ha chiesto alla Regione Calabria e dal governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale a causa dei danni provocati dal maltempo. Sarà Agazio Loiero a sfidare per il centro-sinistra Giuseppe Scopelliti, sceso in campo già da tempo per il centrodestra. A decretarlo le primarie svoltesi ieri, che hanno assegnato al governatore oltre il 60% dei voti. Si attesta invece intorno al 33% Beppe Bova. In calo l'affluenza nei 501 seggi allestiti nella regione, che ha visto 97.000 persone recarsi a votare. A frenare l'afflusso alle urne ha inciso anche il maltempo e questo è un segno importante che rilancia il nostro partito, ha affermato Loiero. È stato presentato dal presidente della Regione Calabria il sito web che consentirà di seguire in diretta su internet, collegandosi a www.cittadellaregionale.it, i lavori in corso di esecuzione nell'area di Germaneto a Catanzaro per la realizzazione della nuova sede della Giunta e degli uffici regionali. Con il presidente Loiero c'era Michele Lanzo, direttore generale del Dipartimento Attività Produttive e responsabile del procedimento per la costruzione dell'opera. Sul sito sono anche disponibili tutte le informazioni utili sulla Casa dei Calabresi, come l'ha definita il governatore. Un San Valentino caratterizzato dalla neve e dal carnevale, quello appena trascorso. A Rende, nell'ultima domenica di carnevale, infatti, a causa del freddo, il centro commerciale Metropolis è stato preso d'assalto da piccole principesse e pirati che si sono dati battaglia a colpi di coriandoli. E per la festa degli innamorati, poesie d'amore declamate da cantastorie. È stata presentata la nona edizione del torneo di calcetto di beneficenza promosso dall'Associazione e Solidarietà di Crotone. Quest'anno parteciperanno 20 squadre, tra le quali tutte quelle delle forze dell'ordine provinciali. Il responsabile dell'associazione, Maurizio Principe, ha annunciato che il ricavato delle iscrizioni quest'anno sarà devoluto alla realizzazione di una stanza semi-intensiva nel reparto di medicina generale dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il torneo inizierà venerdì prossimo e si concluderà sabato 8 maggio. Weekend coi fiocchi per le nostre squadre di calcio. In Serie B, ottima vittoria esterna del Crotone al Dino Manuzzi sul Cesena, battuto 2-0. Assegno Morleo con un perfetto calcio di punizione e Degano con un missile da fuoriaria. Esordio più che positivo per Breda sulla panchina della Regina, che travolge il Mantova 3-1. Doppio Brienza e gol di Caccia per gli Amaranto. La prima divisione ha osservato un turno di riposo, mentre in seconda il Catanzaro vince sul campo del Vico Equense per 2-1, in rete Longoni e Di Maio. Stecca solo la Vibonese che perde 5-1 contro la Juve Stabia.